Benvenuti, oggi è giovedì 26 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 18:51. La luna si leva a mezzanotte e 22 e cala alle 15:57. Oggi si festeggiano i santi Cosma e Damiano. Il nome Cosma viene dal greco Cosimo e significa ordinato, disciplinato. Invece il nome Damiano deriva dal latino Damianus e significa domatore, ma anche uomo del popolo. Il 26 settembre viene celebrata la Giornata Europea delle Lingue. Celebrata per la prima volta nel corso dell'anno europeo delle lingue nel 2001, ha come scopo generale quello di richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. Compie oggi 43 anni la tennista statunitense Serena Williams, da molti considerata la più forte di tutti i tempi. È il padre ad indirizzare lei e la sorella fin da piccole. Ad affermarsi per prima è Venus, più grande di un anno, ma grazie alla sua potenza Serena le ruba presto la scena, aggiudicandosi 23 tornei del Grande Slam e restando a lungo la numero 1 del mondo. Auguri anche a Ludovico Fremon, attore italiano che oggi compie 42 anni. Raggiunge la popolarità partecipando alla serie televisiva I Cesaroni, in cui ha il ruolo di Walter Masetti, per poi arrivare sul grande schermo con il film Scrivilo sui muri, in cui è co-protagonista insieme a Cristiana Capotondi e Primo Reggiani. Il terzo festeggiato di oggi è Marcel Jacobs, italiano nato in Texas, che spegne 30 candeline. Sconosciuto ai più fino al 2021, irrompe nella storia dello sport azzurro con una clamorosa doppietta alle Olimpiadi di Tokyo. Prima vince a sorpresa i 100 metri, poi trionfa anche nella staffetta 4%. Nel 2014 nasce il suo primo figlio Jeremy. Nel 2019 e nel 2020 nascono Anthony e Meghan dalla moglie Nicole Daza. Una violentissima alluvione devasta Modica. È il 26 settembre del 1902. Grandi quantità di fango e detriti si riversano sulla città, aiutate dal territorio collinare. Il centro città viene distrutto interamente. Ma sapete di cosa è fatto il vetro? Resistente alla corrosione e di solito trasparente, il vetro che tutti conosciamo è fatto per lo più di sabbia, ossia di biossido di silicio. Tuttavia il termine vetro viene usato anche per un gruppo più ampio di metalli, che sono tipi di ceramica. Possono avere una struttura cristallina in cui gli atomi sono disposti in sequenze periodiche e ordinate, oppure una struttura amorfa con ordine scarso o nullo. In genere si produce facendo fondere una sostanza e poi raffreddandola rapidamente. Ma sapete che il vetro fu fabbricato per la prima volta in Egitto 5.000 anni fa? Buongiorno ai 12, oggi è Mercurio il protagonista della giornata che compie tutta una serie di aspetti molto complessi, dinamizzando di molto lo zodiaco e in serata addirittura cambia segno e va da una delle sue sedi naturali, la Vergine, al diplomatico segno della Bilancia. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, Mercurio entra in opposizione col Sole, quindi il vostro bisogno di chiarezza, che in questo periodo è stato imperante, si fa ancora più forte, ancora più esigerete delle spiegazioni che non faticherete però stavolta ad avere.
Toro, la giornata di oggi prevede l'abbandono del diplomatico Mercurio ai vostri gradi, ma continua un suo trigono decisamente molto interessante con Urano, pianeta appunto della velocità, quindi cogliete al volo le occasioni. Mercurio di contro formerà anche un trigono dall'altra parte dello zodiaco con Plutone, il che metterà tutto in connessione, per cui è un periodo in cui molte cose potrebbero scattare in avanti in una maniera vantaggiosa, compreso i sentimenti. Gemelli, la giornata di oggi rende il vostro pianeta guida, il caro Mercurio, il protagonista della giornata. In serata sarà in perfetto trigono e sarà di nuovo vostro amico e lo potrete finalmente utilizzare. Tutto sembrerà più chiaro, dinamico e assolutamente molto, ma molto migliore nella comunicazione e nei pensieri. Cancro, la giornata di oggi prevede l'inizio di una quadratura di Mercurio, quindi probabilmente dovrete sbrigarvi entro oggi in mattinata a concludere delle trattative importanti, senza troppo però essere disattenti ai particolari, perché proprio quelli potreste constatare che sono ciò che potrebbe farvi decidere frettolosamente di un affare che sembra buono ma probabilmente non lo è. Leone, la giornata di oggi prevede il ritorno di un Mercurio amico, i pensieri si fanno chiari, ordinati, anche perché subito si incontra con il Sole in Bilancia, per cui da questa sera in poi tutto sembrerà di nuovo più chiaro, lucido, ricomincerete a comunicare e a essere di nuovo veramente attivi. Ottima giornata per le uscite o per i ritorni al lavoro o in contesti che frequentavate più di rado. Vergine, Mercurio proprio oggi in serata abbandonerà i vostri gradi, vi regala però nella mattinata uno stupendo trigono con Urano e con Plutone. Oggi sarà importantissimo essere chiari, lavorare in squadra e prima di assentarvi per qualche giorno per un viaggio di lavoro o per qualche vicissitudine importante, cercate di lasciare tutto in ordine. Bilancia, pronti a ricevere Mercurio nei vostri gradi, un Mercurio che assolutamente vi aiuterà sia a comunicare sia che a prendere in mano tutta una serie di situazioni molto importanti che rendono tutto molto fluido e discorsivo. La vostra capacità di azione e reazione migliorerà di molto e anche se le confusioni di Nettuno ancora tentano di confondere questi indici zodiacali, sarete pronti e di nuovo potenti, nessuno osi sfidare la vostra logica. Scorpione, una giornata molto importante, Venere è ancora in quadratura con Plutone e Mercurio si nasconde nella vostra emotività. Diventa tutto però molto più chiaro a livello intuitivo, quindi sfruttate bene l'intuito, meno la comunicazione, per cercare di ottenere tutto ciò che vi serve per avere un quadro chiaro della situazione. Al lavoro sarà quanto mai fondamentale stabilire i patti e soprattutto in amore si ricomincia a comunicare un po' più dolcemente. Sagittario, oggi Mercurio dismette la sua quadratura, quindi per voi è un momento in cui potrete recuperare la parola e potete decisamente comunicare meglio con amici, parenti e amori, senza il rischio di compromettere l'equilibrio di alcune relazioni, quindi siate sereni e riprendete la vostra voglia di relazione a tutto campo. Capricorno, Mercurio oggi vi fa finire il trigono che tanto vi è servito e vi ha portato fortuna. Rimane però forte l'influenza di un doppio trigono con Plutone nei vostri gradi e con Urano dall'altra parte dello zodiaco. I segni di terra per adesso sono molto avvantaggiati in termini mentali, in termini di comunicazione e soprattutto per stabilire patti vantaggiosi. Venere è dalla vostra parte. Acquario, i movimenti di oggi portano con sé una bella notizia, finalmente Mercurio diventa d'aria, il vostro elemento, e quindi avete di nuovo voglia di comunicare, di spaziare, di essere estrosi, originali e pieni di una grande energia, proprio perché Mercurio si congiungerà a un Sole amico che vi corrobora e rinvigorisce, oggi più sensuali che mai. Pesci, giornata oggi che vi regala una buona notizia, proprio perché Mercurio smette la sua opposizione ai vostri gradi, quindi i toni delle vostre comunicazioni diventano decisamente più rilassati, più sereni e si può parlare con molta calma anche di tutta una serie di cose che sono state rimandate proprio perché queste settimane sono state molto veloci e oberate da impegni, quindi di nuovo serenità comunicativa. Una
Una giovane vedova vede comparire il marito con l'aspetto di uno zombie e si rivolge disperata a un investigatore con le sembianze di Rupert Everett. Comincia così il primo numero di Dylan Dog, l'alba dei morti viventi, uscito nelle edicole il 26 settembre del 1986. È l'esordio di uno dei più popolari fumetti italiani degli ultimi decenni, creato da Tiziano Sclavi. C'è chi proprio non si vuole prendere le proprie responsabilità e cerca sempre di fare da scaricabarile con il prossimo. In inglese il termine utilizzato per indicare questo atteggiamento è pass the buck, traducibile con passare il dollaro, quello che per noi in italiano può essere inteso con passare la palla. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il giovane pittore Theodore Géricault si chiude nel proprio studio e si rasa la testa. Ha appena scoperto che la sua amante, la moglie di suo zio, aspetta un figlio da lui. Prima che scoppi lo scandalo, decide di interrompere la relazione e si dedica alla realizzazione del quadro La zattera della Medusa. Il dipinto di quasi 5 metri per 7 rappresenta un recente fatto di cronaca, quello della nave naufragata sulle coste del Senegal, con una parte dell'equipaggio rimasta su una zattera sperando di sopravvivere. Tra scontri, liti, cannibalismo e morte resteranno solo 15 i superstiti. Attratto dalla vicenda e ossessionato dal macabro, Géricault studia in obitorio i corpi dei morti, interroga i sopravvissuti, vuole sapere tutto. Poco dopo Géricault cade in depressione, morirà a soli 32 anni dopo 2 cadute da cavallo. Ci salutiamo con la frase del giorno: morire non è nulla, non vivere è spaventoso. Vi auguro di vivere sempre appieno ogni momento della vostra vita, anche quelli che a primo impatto potremmo non apprezzare, e sono felice di potervi dare appuntamento anche a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.